La fulgentissima Naro ha di recente inaugurato il MAN, Museo all'Aperto di Naro, un museo in costante evoluzione che ad oggi si presenta con ben oltre 20 opere d'arte. Sindaco Brandara, da cosa nasce l'idea del MAN a Naro? MAN sta per Museo all'Aperto di Naro. Nasce da un'idea congiunta, devo dire, tra me e Saverio Vinciguerra dell'Accademia, docente di pittura su muro dell'Accademia di Belle Arti di Firenze. Nasce anni fa l'idea quando il professore per un caso fortuito è venuto a Naro e immediatamente siamo entrati in sintonia e ha lasciato le prime due opere che sono lì a Piazzale Roma, che è quel grande ritratto bellissimo del Beato Rosario Livatino e un altro scorcio, diciamo così, della natura di Naro. E poi in seguito, mentre c'era in ebollizione del poter fare il grande soffitto dell'aula consiliare, che è stata una cosa veramente molto bella, e contestualmente lui e i suoi 20 ragazzi, 20 studenti, hanno cominciato a dipingere queste opere qua in questa zona della Via Vanelle, che ricordo a tutti essere stata nel 2005 interessata da una frana che ha fatto abbattere tantissime case, come vedete, e quindi c'è una sorta di rigenerazione urbana, ma volere anche ricucire una ferita che di tanto ha devastato questa zona. Sindaco, è già definito il MAN? Il Museo all'Aperto è in costante evoluzione. Oggi si presenta, come vedete, con più di 20 opere. L'obiettivo è fare sì che Naro sia sempre più attrattiva e culturalmente riconoscibile su scala nazionale, offrendo anche un esempio di come attraverso le installazioni artistiche si possa elevare la qualità e riconoscibilità dei luoghi urbani, i luoghi urbani che, come dicevo, erano stati colpiti dalla frana nel 2005. In questo modo si supera il concetto di collezione museale o di mostra temporanea, perché quelle sono relegate di solito in spazi ben chiusi, confinati, e si individua in tutta la città il contenitore ideale alla vista di tutti e senza diaframme. Sindaco, quindi la fulgentissima Naro sempre in prima linea, in primo piano. Come vi ponete riguardo Agrigento, capitale della cultura 2025? Noi siamo orgogliosi come agrigentini di questo traguardo raggiunto e quindi insomma faremo la nostra parte. Abbiamo già iniziato, intanto siamo molto contenti perché Naro è entrata nella top 10 del Borgo dei Borghi di tutta Italia. Naro ricordo in rappresentanza di tutta la Sicilia, e adesso da ultimo partecipiamo a un altro contest che riguarda i 15 castelli della Sicilia. Proprio ieri abbiamo girato un video insieme alla troupe che è venuta appositamente a trovarci, perché poi il mese di maggio sarà dedicato al voto per il castello più bello della Sicilia. Ma ci proiettiamo, devo dire, anche verso l'Europa, considerato che, mi diceva il professore Vinciguerra, che dalla prossima primavera, o meglio, già da quest'anno, verso la fine dell'estate, verranno artisti da gran parte non solo italiani ma anche europei, e questo ci riempie il cuore di gioia perché ci proiettiamo sempre di più. Certo, abbiamo un compito arduo, come vedete ancora qui bisogna rifare il manto stradale, un'illuminazione che sia consona alla zona, certo, e adeguata, come anche gli appresamenti, perché se si vogliono aprire attività commerciali, come io spero, e io lo dicevo 5 anni fa che mi sarebbe piaciuto trasformare questa via come la Marzamemi della montagna, allora se c'è anche uno spirito imprenditoriale, allora i risultati si vedranno. Che vedete, è triste che se qualcuno arriva qui ne vengono tantissimi di turisti. L'altra volta, proprio a ridosso della contest di Borgo dei Borghi, abbiamo contato in 2 giorni 1500 turisti, ma se poi arrivano e non hanno dove mangiarsi un piatto di pasta o prendere un bicchiere di vino, allora poi altro che mordi e fuggi, fuggono e basta.
però sono certa e convinta che l'importante è iniziare, e quando i miei concittadini vedranno i risultati, allora faranno a gara per potersi cimentare in una imprenditorialità che magari in questo momento è lontana, considerato che molti servizi sono mancati, e quindi man mano il tempo ci vuole.